Duplice omicidio a Delio, uccisi imprenditori agricoli ultrasettantenni di Canicattì. Non ce l'ha fatta il 28enne che era stato punto da un'ape a Cammarata mentre era in macchina con la fidanzata. Una neonata muore in ambulanza tra Canicattì ed Agrigento. La Sicilia torna alla quasi normalità da oggi, quasi tutto concesso con la nuova ordinanza di Musumeci. Per il quarto giorno consecutivo nessun nuovo caso di contagio in provincia di Agrigento. Non ci sono spiagge libere, ma Fogna a cielo aperto, a San Leone in riva e al largo il mare è vergognosamente sporco, gli agrigentini trattati come topi di Fogna, videodenuncia di Mare Amico. La squadra di basket di Agrigento rinuncia alla Serie A, i biancazzurri retrocedono alla B. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del duplice omicidio a Delia, uccisi due imprenditori agricoli ultrasettantenni di Canicattì. Si tratta dei fratelli Filippo e Calogero La Monaca. Il primo sarebbe stato ucciso con una grossa pietra, mentre il cadavere del secondo è stato trovato semicarbonizzato sotto un'auto vicino una cascina. C'è il servizio. Il nuovo episodio di sangue ha fatto ripiombare la città di Canicattì nella paura, perché ad essere uccisi sono stati due fratelli imprenditori del luogo che nel 1990 avevano perso un altro fratello ucciso qualche giorno dopo Natale in quella che da lì a poco sarebbe esplosa come la cruenta guerra di mafia tra Cosa Nostra e Stidda. Ieri sera sono stati trovati in contrada dell'Iella, in territorio di Caltanissetta, a 100 metri l'uno dall'altro, i corpi di Filippo La Monaca, 74 anni, e quello carbonizzato, presumibilmente del fratello Calogero, di 76 anni, entrambi imprenditori agricoli di Canicattì. I carabinieri hanno cercato di ricostruire la complessa dinamica di quanto accaduto ieri in un cascinale nelle campagne di Delia. Filippo La Monaca sarebbe stato ucciso, secondo una prima ricostruzione, con un colpo di pietra alla testa che gli ha fracassato il cranio. L'altro corpo è carbonizzato. Quest'ultimo si trovava a terra accanto ad un'auto di proprietà di uno dei due andata a fuoco. A contattare i carabinieri sono stati i residenti delle abitazioni vicine che hanno visto l'auto andare a fuoco. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la complessa dinamica di quanto accaduto, non escludendo alcuna pista. Le modalità del duplice delitto, ammesso che vengano confermate, lascerebbero ipotizzare un'azione non preventivata da parte dei killer. I rilievi dei carabinieri alla luce del sole sono ripresi questa mattina. Non ci sono certezze, gli investigatori si muovono del resto ancora nell'ambito delle ipotesi, ma pare che il duplice delitto possa essere stato messo a segno da più persone. Non è stata ancora esclusa però la possibilità che ad agire sia stata un'unica persona. La Procura della Repubblica di Caltanissetta nelle prossime ore disporrà l'autopsia su entrambe le salme, un esame indispensabile per ricostruire con certezza medico-scientifica come i due fratelli siano stati assassinati. Tra le primissime cose da accertare c'è l'interrogativo sull'eventuale utilizzo di armi. Nel frattempo, come procedura investigativa esige, verranno ascoltati tutti i familiari e conoscenti delle due vittime. La famiglia La Monaca è molto nota a Canicattì. Calogero La Monaca era stato assessore ai lavori pubblici nella giunta dell'allora sindaco Carmelo Cammalleri, ma sono passati quasi 20 anni. Altre due sorelle sono state per anni le titolari di una rinomata gioielleria. Adesso sono 3 i fratelli imprenditori agricoli, tutti assassinati, visto che anche Antonio era stato ucciso nel 1990 quando aveva 49 anni. Era il 27 dicembre. I due fratelli trovati uccisi ieri non hanno mai avuto precedenti penali. Vincenzo Di Grigoli, 28 anni, originario di Cammarata, non ce l'ha fatta, è morto dopo essere stato in shock anafilattico nei giorni scorsi in seguito alla puntura di un'ape. Il giovane, conosciuto e apprezzato in paese, era in auto con la fidanzata a Cammarata quando è stato punto da un'ape entrata dal finestrino. Subito, secondo il racconto della ragazza, ha avvertito un forte dolore, manifestando immediatamente problemi respiratori. La giovane lo ha portato in auto al presidio d'emergenza di Cammarata, dove il giovane sarebbe arrivato già in condizioni gravissime. Il medico di guardia ha contattato il 118 che ha provveduto a inviare l'elisoccorso della centrale di Caltanissetta. Il 28enne, che era in arresto cardiorespiratorio, è stato ventilato, massaggiato, intubato e trasportato all'ospedale Sant'Elia. Dopo alcuni giorni di lotta tra la vita e la morte, è spirato.
Neonata muore durante il tragitto in ambulanza tra Canicattì e Agrigento. È stata disposta l'autopsia. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità. La piccola era venuta al mondo giovedì scorso. Vediamo. È morta durante il trasferimento in ambulanza dall'ospedale Barone Lombardo di Canicattì verso il San Giovanni di Dio di Agrigento, dove c'è il reparto Utine, l'unità di terapia intensiva neonatale. Era venuta al mondo giovedì scorso con un parto cesareo praticato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. I medici che hanno assistito la puerpera pare che abbiano reputato in pericolo di vita la piccina, tant'è che è stato disposto il trasferimento della neonata verso l'Utine dell'ospedale del capoluogo. La piccola è stata caricata su un'ambulanza che in emergenza avrebbe dovuto raggiungere Contrada Consolida ad Agrigento, ma durante il tragitto il cuoricino della bambina si è fermato e per i genitori e i familiari si è consumata la tragedia. La Procura della Repubblica di Agrigento, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio, ha aperto un'inchiesta. Nelle prossime ore verranno fatte le cosiddette notifiche di rito per consentire ai medici e agli infermieri di prendere parte con dei propri consulenti all'irripetibile esame autoptico, perché la Procura ha disposto l'autopsia sul corpicino della bambina. Il delicato esame dovrebbe riuscire a chiarire cosa sia accaduto, quali siano state le cause della tragedia. La Procura della Repubblica di Agrigento ha seguito come sempre con particolare attenzione quanto accaduto ed ha aperto un'inchiesta. Le indagini verranno indirizzate a stabilire cosa abbia determinato la tragedia e se vi siano o meno delle responsabilità da parte dei medici e degli infermieri che hanno operato. Ieri sera risultava essere già stata disposta l'autopsia. Appare scontato, pertanto, in vista di un accertamento irripetibile come l'esame autoptico, che ai medici e agli infermieri che si sono presi cura della puerpera della neonata verrà data la possibilità di partecipare, nominando un proprio consulente di fiducia. Una donna di 79 anni, Francesca Maria Acanfora, è morta questa notte a Palermo in un incendio divampato in un appartamento del nono piano di un palazzo di via Pacinotti 19, in una zona residenziale della città. Nel rogo è rimasta gravemente ustionata anche la figlia della vittima, che è stata trasportata all'ospedale civico. Nel corso delle operazioni di soccorso anche 9 agenti della polizia sono rimasti intossicati e trasportati in codice giallo al policlinico. L'allarme è scattato poco dopo le 5, quando i vicini di casa sono stati svegliati dal fumo che aveva invaso le scale e che proveniva dall'abitazione dove vivevano le due donne. 5 squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. Tutti i condomini sono stati sgomberati in attesa delle verifiche di agibilità del palazzo. Tra le ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco c'è un cortocircuito dell'impianto elettrico, ma anche una sigaretta dimenticata accesa. La Sicilia torna sempre più alla normalità. Considerato l'andamento dell'epidemia, il presidente della regione Nello Musumeci ha firmato una nuova ordinanza. Da oggi è quasi tutto concesso. Carmelo Lentini. Da questo lunedì riaprono sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale da ballo, discoteche e locali di divertimento e relax, sia all'aperto che al chiuso. Saranno consentiti congressi e fiere, centri benessere, termali, centri culturali e sociali, comprensori sciistici, servizi di ristorazione, attività dei servizi alla persona, stabilimenti balneari e spiagge di libero accesso. Tutto ciò è stato possibile grazie all'ordinanza firmata dal presidente della regione Nello Musumeci, che così ha avviato senza esitazione la fase 3, incoraggiato dal calo dei contagi. Si sta ritornando verso la normalità, specie nella sanità, che ha riavviato da oggi le visite specialistiche precedentemente fermate per il Covid. Si rimettono in moto le attività di commercio e anche al dettaglio, quelle ricettive, mercati e mercatini, si riaprono al pubblico gli uffici, le piscine, le palestre, i musei, gli archivi e le biblioteche, i campeggi, i rifugi di montagna. Si potrà fare attività fisica all'aperto, noleggiare veicoli. Torneranno a lavorare gli informatori scientifici del farmaco, torneranno disponibili le aree giochi per bambini, i circoli culturali e ricreativi. Si potrà fare formazione professionale, si ritornerà al cinema e si potrà assistere anche a spettacoli dal vivo. Infine ritorneranno le sagre e le fiere locali e potranno operare regolarmente le guide turistiche.
Riguardo ai servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, la Regione ha voluto precisare che l'attività sarà consentita a decorrere dal 22 giugno, previo decreto attuativo dell'assessore regionale delle politiche sociali, d'intesa con quella della salute, da emanarsi entro domenica 21. A partire dal 20 invece si potrà riprendere con gli sport di contatto, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione del contagio previste nell'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno e previo decreto attuativo dell'assessore regionale dello sport, d'intesa con quello della salute, da emanarsi entro il prossimo giovedì. Per il quarto giorno consecutivo nessun nuovo caso positivo di coronavirus si segnala in provincia di Agrigento. Il virus sembra aver allentato la sua presa anche dopo il via libera di inizio giugno, per quanto non siano ancora trascorsi 14 giorni canonici di incubazione che potrebbero portare purtroppo anche ad eventuali rivalutazioni da parte del governo nazionale delle misure attualmente messe in campo. E l'Ispettorato del Lavoro di Agrigento cambia metodo, adesso anche le conciliazioni avvengono virtualmente. Il nostro direttore Arturo Cantella. Al via da oggi la nuova fase del post-Covid-19 con la riapertura di numerose attività, tra queste anche l'Ispettorato del Lavoro di Agrigento, al Villaggio Mosè, diretto dal dottor Salvo Iacono. Da oggi anche l'avvio di videoconferenze istituzionali che l'Ispettorato del Lavoro effettuerà con le parti in causa tramite computer e collegamenti online. Sarà possibile quindi effettuare le conciliazioni varie ed eventuali contenziosi tra lavoratori, sindacati, avvocati, aziende e ufficio direttamente dalla propria abitazione o dalla propria sede di lavoro, senza la necessità di recarsi presso la sede istituzionale dell'Ispettorato del Lavoro. Basta avere una connessione internet e un PC. Brevemente vogliamo comunicare una serie di innovazioni che grazie al decreto del rilancio del 19 maggio 2020 con la successiva ordinanza del Presidente della Regione, la 21 e la 22, e le linee guida per l'apertura degli uffici al pubblico già emesse dal 19, questo ufficio ha portato avanti una serie di iniziative, a parte un intervento drastico su quelle che sono tutte le misure anti-Covid possibili per le specificità di un immobile quale quello nostro, che ha delle ristrettezze nei corridoi e che ha delle problematiche anche di carattere statico. Ma al di là di questo abbiamo fatto in modo di metterci a disposizione della collettività finalizzata alla ristabilizzazione delle condizioni di normalità che prima preesistevano. In particolare, tutte quelle che sono le attività di richiesta di intervento possono essere anche giornalmente, sia di mattina che di pomeriggio, mandate o via in formato digitale o con PEC, tramite PEC o mail, oppure portate al front office di questo ufficio che praticamente è protetto da una lastra in plexiglass per evitare il contatto. Qual è l'obiettivo generale? L'obiettivo generale è quello di riattivare tutte quelle che sono le procedure, consentendo di sfruttare il DL del rilancio, il DL 34, che consente di abbattere anche i tempi dei procedimenti. Guarda caso abbiamo avviato immediatamente, perché abbiamo considerato una cosa molto fattibile che dovrebbe far diminuire molti tempi, le conciliazioni, le commissioni tramite la commissione conciliazione e gli arbitrati tramite videoconferenza. Più avanti nelle prossime settimane dovremmo riattivare, ove possibile, anche le conciliazioni monocratiche, cioè laddove ci sia la possibilità di operare tra il responsabile del procedimento, il datore di lavoro e il lavoratore, anche tramite videoconferenza. Altre attività, l'ufficio a disposizione è aperto tutti i giorni, solo per un'ora al giorno, ma tutti i giorni, in maniera tale da far diminuire l'afflusso all'ufficio. In pratica occorre far diminuire sia la presenza degli impiegati in ufficio, o con servizi esterni o sfruttando i congedi ordinari e straordinari che non sono stati utilizzati, sia con le videoconferenze, al fine di diminuire e arrivare al 31 dicembre, data di validità ultima del DLR rilancio, e alla normalizzazione totale dell'utenza.
Ancora una volta, come la settimana precedente, la movida del fine settimana a San Leone, frazione marinara di Agrigento, ha provocato degrado e disordine tra rifiuti ovunque, schiamazzi e assembramenti. In proposito il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, afferma: purtroppo ci sono ragazzi indisciplinati che arrivano anche da altri comuni fuori Agrigento, che non hanno rispetto né per le aree pubbliche né per i residenti. Questa settimana avevo rivolto un appello al senso di responsabilità, a mantenere il decoro e a non fare schiamazzi notturni. Purtroppo mi sono pervenute segnalazioni da tanti concittadini ed esercenti da tutto il litorale. Si sono verificati puntualmente spettacoli indecenti di schiamazzi notturni e quel che si è offerto alla vista dopo la movida è stata la vergognosa esposizione di bottiglie abbandonate e di rifiuti abbandonati di ogni genere. Poi, conclude Firetto, siamo costretti a intervenire per fissare nuove regole sulla vendita di bevande in bottiglie e il consumo nella pubblica via. Ordinanza sulla movida a Messina, protesta nella notte dei gestori dei locali. Hanno aspettato l'orario di chiusura dei loro locali stabilito dalla nuova ordinanza e fissato per l'1:30 e poco dopo le 2 sono andati in piazza Unione Europea per un sit-in di fronte al municipio. I dettagli nel servizio. Non ci è stata data la possibilità nemmeno di manifestare quelle che sono le problematiche di questa delibera, che io ritengo scellerata e ingiustificata, che in un momento drammatico che le nostre aziende hanno vissuto per 10 mesi di lockdown si rischia veramente di farle sprofondare in un baratro totale. È un'ordinanza che di fatto sposta il birillo da un'emergenza che può essere sociale e di fatto la sposta sugli imprenditori, su tutto quello che sono gli esercenti, creando dei danni che riguardano anche soprattutto l'asporto, che chi la sera vorrà comprare del cibo da portare a casa, la cosiddetta focaccia, insieme a delle birre, anche della Coca-Cola, non potrà più comprare nemmeno queste birre, che dopo le 8 è vietato anche l'asporto. Noi su questa cosa ieri sera abbiamo fatto notte fonda, perché aspettavamo appunto questa ordinanza che c'era giunta voce, e la stiamo valutando, la stanno valutando soprattutto i legali, e non è escluso che daremo oggi stesso il mandato a un legale per fare tutto quello che legalmente possiamo fare per bloccarla. La notizia che è appena arrivata da circa 10 minuti e che apprendo con grande veramente in maniera positiva è che il sindaco Orlando di Palermo ha modificato la sua stessa ordinanza, perché ha capito, o gli è stato fatto appunto, gli è spiegato un po' le problematiche, e spostando già l'asporto a mezzanotte e non più il divieto di asporto a mezzanotte e non alle 20 come attualmente. L'altra cosa che ci sembra molto strana, essendo questa, a quanto pare ci è stato detto che è una direttiva di tutte le prefetture e di tutti i questori siciliani, non capiamo allo stesso tempo come che a Catania l'orario di chiusura è alle 2 e non all'1:30, e anche lì a Catania non è stato completamente messo, a quanto pare, il problema dell'asporto alle 20. In più volte anche tutti gli esercenti si sono dimostrati proprio, capiscono il problema del Covid e quindi lo stanno affrontando in maniera seria con tutte le prescrizioni che sono state date, e si fanno anche promotori di far mantenere la distanza personale. Qui il problema è diverso, perché comunque non dimentichiamoci che siamo una città turistica, che stiamo andando verso l'estate, che ci sono soltanto 45 km di costa, e io vorrei capire se tutta questa cosiddetta movida si dovesse spostare a bere e a fare festini nelle spiagge libere. Vorrei capire io come le attività preposte proprio a fare questi controlli, come possono controllare 45 km di spiaggia, messinese soltanto io parlo. Da 13 giorni Biagio Conte, fondatore a Palermo della missione Speranza e Carità, che accoglie 1.100 persone disagiate, prega, rende penitenza e digiuna, nutrendosi solo di Eucaristia in una grotta nell'entroterra siciliano. Nei giorni scorsi il missionario è stato male, ma adesso si è ripreso e intende continuare il digiuno. Il missionario, che si batte contro ogni forma di dipendenza, lancia un appello. Le sue parole: perché non prendiamo l'esempio dei provvedimenti repentini messi in atto per contrastare l'epidemia
dell'epidemia del coronavirus per evitare il contagio e la morte. In pochissimo tempo sono state varate leggi restrettissime perché non si tutela la salute di ogni persona, vietando il consumo e l'utilizzo di alcol, delle droghe leggere, delle sigarette, del gioco e delle scommesse. Questa società, conclude, è malata. Queste piaghe della dipendenza negative sono una continua e interminabile pandemia dell'egoismo. Salleone, frazione balneare di Agrigento. Non è vero che il mare è di tutti ed è per tutti. Non ci sono spiagge libere ma fogne a cielo aperto. Questa è la dura e cruda segnalazione che arriva alla nostra redazione. Indignato chi era in spiaggia e si è trovato impotente. Non si poteva entrare in acqua. Una vergogna. I bagnanti si chiedevano cosa possiamo fare. È un'indecenza. Ma a trovare schifose chiazze di fogna sono stati anche quelli agrigentini che pensavano di fare un giro in barca e coronare la domenica con un tuffo. Chiazze a riva e scie di fogna al largo. Gli agrigentini non sono topi di fogna e hanno diritto al mare. Tutto questo è stato documentato in un video dall'associazione ambientalista Mare Amico, coordinata da Claudio Lombardo, che commenta: non dobbiamo dimenticare che le spiagge di San Leone si trovano tra due fiumi, l'Acragas e il Naro, che sono fogne a cielo aperto. A questo si può aggiungere che negli scorsi giorni avevamo notato un fetore nauseabondo lungo il viale delle Durne. Probabilmente qualcuno ha scaricato il contenuto della propria fossa biologica nelle acque bianche e queste si sono riversate in mare. Povero mare di San Leone. Maledetti piromani, bisogna tenerli in gabbia e gettare la chiave. I commenti della gente non sono per niente teneri nei confronti di chi, appiccando il fuoco, continua ad attentare alla vita delle persone. Incendi che si sviluppano con maggiore frequenza non soltanto nei boschi, ma anche tra le case, come è successo la settimana scorsa ad Agrigento, in via Caterina d'Altavilla, dalle parti di San Leone, dove uno sconosciuto criminale ha appiccato il fuoco alle sterpaglie noncurante del forte vento. Gravi i danni ad alcune abitazioni e poteva finire peggio se non ci fosse stata la provvidenziale opera dei vigili del fuoco. Non è la prima volta che nella zona si manifesta l'azione delinquenziale di ignoti piromani, gente forse malata che andrebbe tenuta d'occhio dalla popolazione. Una collaborazione necessaria, quella dei cittadini, per aiutare le forze dell'ordine nel difficile compito di stanare questi individui che vanno assolutamente fermati. Il comune di Montevago intanto intende istituire una taglia in favore di coloro che segnalano la presenza di piromani. La proposta arriva dal sindaco Margherita La Rocca Ruvolo dopo l'incendio che ha distrutto 100 ettari di bosco in una zona di attrazione turistica. Il sindaco di Montevago definisce i piromani criminali senza scrupoli. Si spera che Margherita La Rocca Ruvolo, nella sua qualità di deputato regionale, possa anche portare avanti qualche iniziativa forte contro questo genere di delitto che non risparmia nessun territorio, mettendo a repentaglio l'incolumità dei cittadini. Seconda scossa di terremoto in pochi giorni, avvertita nitidamente dai residenti di Lampedusa. La prima fu registrata venerdì mattina, quando è stato rilevato un evento sismico di magnitudo 3.2 a profondità di 65 km. Il secondo intorno alle 21:39 è stato di magnitudo 3 ed è avvenuto nella zona lampedusa-linosa. Molti lampedusani hanno avvertito la scossa, ma non ci sarebbe nessun ferito, dice il sindaco Totò Martello. Stiamo verificando se vi siano stati danni agli immobili. Sale la soglia del reddito per avere diritto all'esenzione totale del pagamento delle tasse all'Università di Palermo. Prima infatti il limite era di 13.000 euro e ora arriva fino a 25.000 euro. È l'effetto di un nuovo regolamento appena approvato sulla contribuzione e secondo le stime dell'Ateneo questo vuol dire che 2 studenti su 3, cioè il 70% per l'anno 2020-2021, rientreranno nella no tax area, un intervento che il rettore Fabrizio Micari definisce concreto per il diritto allo studio. L'ente Parco Valle dei Templi si dota di un nuovo gruppo addetto alla comunicazione. Sarà possibile consultare nuove rubriche e approfondimenti sulla pagina Facebook istituzionale. Le protagoniste sono 4 donne. Arturo Cantella.
Comunicazione Parco è il neogruppo di lavoro dell'Ente Parco di Agrigento che cura la pagina istituzionale su Facebook, guidato dalla giornalista Margherita Trupiano che coordina le attività dei colleghi, le 3 archeologhe Maria Parello, Valentina Caminneci e Maria Serena Rizzo. Ognuno di loro approfondirà un aspetto della comunicazione istituzionale curando delle rubriche specifiche. Un saluto a tutti i follower della nostra pagina, siamo noi quelli di Comunicazione Parco, una giornalista, 3 archeologhi, tutti funzionari del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e siamo noi che curiamo la pagina con l'hashtag Comunicazione Parco. Ciascuna di noi ha un compito. Sentiamo le 3 archeologhe che sono Maria Serena Rizzo, Valentina Caminneci, Maria Concetta Parello. Io sono Maria Serena Rizzo, da archeologa medievista. La mia sfida è stata quella di ricostruire la storia, la lunga storia della Valle dei Templi, molto più lunga di quanto si pensasse in passato. Anche quella storia che arriva dopo la fine dell'antichità. È quello che ho cercato di fare con le mie colleghe e con le nostre ricerche ed è quello che cerco di raccontarvi con la rubrica La Valle dopo gli antichi. Sono Valentina Caminneci, a me tocca raccontare gli angoli meno conosciuti del nostro parco, riscoprire anche delle storie meno note, raccontare anche quello che la ricerca oggi porta alla luce, con la rubrica Il parco che non ti aspetti. Sono Maria Concetta Parello e in questo momento io sto seguendo 2 rubriche. La prima è quella in cui mettiamo a disposizione dei nostri follower la ricerca che condividiamo con altri enti di ricerca, ovvero la ricerca in pillole, che rappresenta un po' il fiore all'occhiello di quella che è il nostro concetto e la nostra idea di archeologia pubblica. Altra rubrica che sto seguendo è quella dell'archeologia oltre la valle. Come è noto, il parco da quasi un anno racchiude, oltre che le bellezze archeologiche della valle, anche i siti archeologici di quasi tutta la provincia. E quello che stiamo tentando di fare, stiamo provando a fare, è il racconto che riguarda anche questi siti cosiddetti minori. E io sono Margherita Trupiano, sono la giornalista che trasforma tutti i contenuti che le 3 archeologhe mi passano in post che voi leggete. Restate sintonizzati perché abbiamo tante cose belle da raccontarvi ogni giorno. Ringraziamo il nostro direttore, architetto Roberto Sciarratta, che ci ha dato questo compito. Restate con noi! Ad un mese dalla tragedia della nuova Isi del peschereccio affondato al largo di San Vito Lo Capo, l'intera comunità, le autorità civili, militari e religiose si sono strette attorno al dolore di 2 famiglie che hanno perso i propri cari. I dettagli nel servizio. Cerchiamo come comunità di portare consolazione, di portare quella vicinanza che è la stessa vicinanza di Gesù Cristo. È un compito difficile, questo ce lo riconosciamo, me lo riconosco, sono belle famiglie, entrambe, hanno bisogno veramente la vicinanza di tutta la comunità parrocchiale e di tutte e di ciascuno. Siamo presenti in quello che possiamo fare, ripeto, la nostra presenza è la presenza della consolazione, portare quella parola in più, è la parola di Gesù Cristo. Abbiamo la sensazione come comunità parrocchiale, come comunità marinara, ancora il dolore è ancora vivo, continua a rimanere, a persistere nelle nostre vite. Addirittura i nostri pescatori ancora trovano difficoltà a uscire in mare. C'è qualcuno che ancora non è uscito dopo quel giorno, o se escono non gli sembra l'ora di ritornare. È molto difficile ancora affrontare il mare e soprattutto accettare questa grande tragedia. Gli umori sono proprio questi, confermano tutti quanti, i pescatori conoscono bene il mare.
e quindi conoscono bene il mare e continuano veramente a convincersi dell'idea che questa tragedia non è legata al tempo, ma legata proprio a qualcosa di altro. Come comunità parrocchiale insistiamo, lo dico ancora oggi, insistiamo proprio alla ricerca della verità, perché questo è quello che chiediamo tutti quanti e desideriamo sapere, proprio una verità che sia proprio la verità di quello che è accaduto, che sicuramente non c'è. Adesso c'è la pubblicità, tra poco. Nel ringraziare coloro che in questi giorni senza risparmiarsi sono stati al fianco della Fortitudo Basket Agrigento, la società bianco-azzurra annuncia che la Fortitudo nella prossima stagione sarà iscritta al campionato di Serie B, rinunciando al campionato di Serie A2. Ascoltiamo l'amministratore della società, Gabriele Moncada. Faccio una premessa, non è mia abitudine parlare davanti a una telecamera, sarebbe stato molto più facile dare una risposta che tutti voi aspettate tramite un comunicato stampa. Ma il movimento e l'entusiasmo che si è venuto a creare in questi giorni mi spinge a fare uno sforzo. Sì, lo meritano tutte quelle persone che sono state vicine in questo periodo alla società, tutti coloro che hanno contribuito tramite una donazione alla Fortitudo Agrigento. È questo che ci dimostra ancora una volta la bellezza della gente che fa parte della grande famiglia chiamata Fortitudo. Gli sforzi sono stati tanti, ma purtroppo bisogna fare un passo indietro che non deve essere visto come una sconfitta, ma come un punto di partenza per riprogettare e ricostruire una nuova era. Più volte nel nostro percorso abbiamo incontrato diverse difficoltà, sia in campo che fuori campo, e questa volta, come tutte le altre volte, dovremmo tirare fuori quegli artigli per vivere insieme questa stagione intensa e piena di emozioni. Lo faremo per onorare quel che siamo e per la nostra storia soprattutto. Credetemi, io ci ho provato e creduto fino alla fine, ma la realtà mi porta a prendere questa dura decisione. Io sono sicuro che anche in una categoria inferiore, in Serie B, riusciremo ad emozionarci con questo sport. Il patto alla fine rimane sempre lo stesso, quello di stringersi di più. Volevo innanzitutto ringraziare tutte le persone che ci sono state, sia nel passato che nel presente, ma soprattutto che ci saranno nel futuro di questa nuova era. Ora testa al nuovo mercato e al nuovo campionato. Il calcio Canicattì pronto al sogno Serie D, c'è il servizio. È considerata la squadra rivelazione del campionato di eccellenza nel girone A, vincitrice morale del torneo, ed è per questo che merita la Serie D. La società Canicattì Calcio attende solo l'ufficialità, ma ha già un piede nella serie superiore. Domani si conoscerà la decisione della FIGC sulle ammissioni alla Serie D e in base ad una classifica di merito la società biancorossa sarebbe settima sulle 8 squadre che a livello nazionale saranno ammesse all'interregionale. In base al comunicato della Lega Nazionale Dilettanti e alla media punti che tiene conto del merito sportivo, media punti conquistati sulle partite disputate, dice il vicepresidente Faustino Giacchetto: siamo ad un passo dall'ufficializzazione del risultato, noi siamo pronti ad accettare questa promozione e disputare il prossimo anno il campionato di Serie D. Tutti gli sportivi di Canicattì attendono questo annuncio e questa è una piazza che merita di poter calcare campi di categoria superiore. A tal proposito, la scorsa settimana si è svolta una riunione dei dirigenti del Canicattì per iniziare a pensare al futuro. Ci siamo riuniti, aggiunge Giacchetto, su convocazione del presidente Angelo Licata, dopo un lungo e difficile periodo di lockdown che ci ha impedito di poterci incontrare fisicamente. È stata una riunione molto proficua perché tutti i dirigenti hanno confermato il loro impegno economico e gestionale. Inevitabile l'argomento Serie D e anche su questo siamo stati tutti concordi. Se saremo ammessi al campionato superiore noi non ci tireremo indietro, ma attenzione, non parliamo di ripescaggio. La condizio sine qua non è l'ammissione diretta senza passare dalla tagliola del ripescaggio. Un merito particolare per la promozione deve essere attribuito al tecnico Pippo Romano, che ha saputo trasferire nei suoi giocatori la mentalità vincente di quel giovane in evidenza nel Licata Calcio che ha conquistato la Serie D nel 1988. Pippetto Romano ha dovuto fare di necessità virtù, ma dopo un iniziale balbettio della squadra è riuscito a cavalcare la rincorsa verso la vetta. In caso di promozione in Serie D, con i dovuti adeguamenti, il Canicattì potrebbe continuare a disputare le partite casalinghe allo stadio Saraceno di Ravanusa in attesa che inizino i lavori di ristrutturazione delle Carrotta Bordonaro, la casa biancorossa al centro della città di Canicattì.
Sul fronte ripescaggi per l'Acragas, al terzo posto al momento della sospensione del torneo, la strada è quella delle carte bollate. La società è anche a caccia di nuovi soci. Carmelo Lentini. Si preannuncia un'estate infuocata e non solo dal punto di vista meteorologico per le sorti dell'Acragas, che ha terminato il proprio cammino stagionale al terzo posto alle spalle del Canicattì. Entro questo mese dovrebbero infatti evolversi alcune situazioni che vede coinvolti un paio di imprenditori disposti a sposare un nuovo progetto biancazzurro. In queste ultime settimane si stanno portando avanti un paio di trattative interessanti che potrebbero concretizzarsi a breve. La prima figura riguarda l'imprenditrice Sonia Giordano, titolare di un'agenzia viaggi di Varese, alla quale si è aggiunta in questi ultimi giorni quella del giovane imprenditore ed ex presidente della Cefaledium Giuseppe Barrango. Entrambi saranno ad Agrigento per il prossimo 20 giugno per un incontro con gli attuali vertici societari. La domanda è d'obbligo: uno potrebbe escludere l'altro? Pronta la risposta del presidente biancazzurro Giovanni Castronovo, che ha dichiarato: la trattativa con Sonia Giordana l'ho portata avanti personalmente e posso garantire sulla massima disponibilità della diretta interessata. Conosco meno la situazione che riguarda Giuseppe Barrango, che ancora non ho avuto il piacere di incontrare, ma mi fido degli altri soci biancazzurri che hanno intavolato la trattativa. A priori dico ed affermo che l'uno non esclude l'altro, che in società rimarranno anche i vecchi soci per un allargamento della base che diventerà più forte e proiettata verso traguardi ambiziosi. Nutro, conclude poi Giovanni Castronovo, parecchia fiducia e sono ottimista sul buon esito della trattativa. Di certo c'è tanta carne al fuoco e tutto sarà deciso entro la fine di questo mese, quando occorrerà preparare la nuova stagione con rinnovate ambizioni. Intanto i tifosi restano in trepida attesa. Saggio online per gli studenti dell'Istituto Vivaldi di Porto Empedocle, la scuola al tempo del Covid e della didattica a distanza. Vediamo. Dalla Cina sei arrivato, tra la la, ed il mondo è infettato, tra la la, ti facciamo Maraneo da Aosta al Colosseo, fino pari ad Agrigento, resto a casa e sto contento, tra la lero, 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 tra la lero, lero, la, tra la lero, 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 tra la lero, lero, la, sei arrivato, specialmente Lombardia, eri cervelea, fatica tutti così, ironie, leronie, tu ti sei portato via e da notte su preghiamo, tutti ora che è una mania, e persino il nostro papà, tutto solo al Vaticano, prega Dio nostro Signore che ci dia una mano. Dalla Cina sei arrivato, tra la la, ed il mondo è infettato, tra la la, ti facciamo Maraneo da Aosta al Colosseo, fino pari ad Agrigento, resto a casa e son contento, tra la lero, 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 tra la lero, lero, la, tra la lero, 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 tra la lero, lero, la, resto a casa ed imparo tante cose, la didattica a distanza e
Con questo è tutto, non c'è altro, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.